I poli della sanità padovana entrano nella fase 2. Mentre la curva del contagio continua a scendere, le strutture di Via Giustiniani, l'Istituto Oncologico Veneto e l'ULSS 6 Uganea si preparano alla ripartenza, sancita simbolicamente da lunedì 4 maggio. Di ripartenza simbolica si tratta perché in realtà ospedali e ambulatori non hanno mai smesso di lavorare ed assistere i cittadini in difficoltà, sebbene le prestazioni siano state notevolmente ridotte. Da lunedì le stesse misure di sicurezza che hanno caratterizzato questo periodo, tanto lo IOV quanto all'azienda ospedaliera, continueranno ad essere in vigore. All'ospedale civile si potrà accedere soltanto usando la mascherina e dopo aver provato la temperatura corporea. Anche al Busonera verranno mantenuti i controlli agli accessi e la tenda di triage con il personale della Croce Rossa. Nelle strutture dell'istituto potranno accedere solo i pazienti con estrema necessità, senza accompagnatori, salvo casi particolari. La consegna dei farmaci continuerà ad avvenire a domicilio, mentre per il ritiro diretto ci sarà ancora la possibilità di prescrizione trimestrale. Alcuni ambulatori poi rientreranno in esercizio e sarà posta una nuova cartellonistica per ricordare regole e buone pratiche igieniche. L'accesso alla struttura infine sarà consentito solo 15 minuti prima della prestazione da ricevere, un limite di tempo che varrà anche negli ospedali dell'ULSS 6 Uganea. A Schiavonia sarà man mano ripristinata la funzionalità dell'intera struttura con la riapertura di oncologia. Il principio che regolerà i prossimi mesi comunque sarà che l'accesso all'ospedale dovrà avvenire solo in caso di vera necessità, per ridurre la possibilità di contagio. Finora, ha dichiarato la direzione ULSS 6, sono state rimandate circa 60.000 prestazioni non urgenti.